microfoni le parole del sindaco Mario Conte: chiudere l'ex caserma Serena, una richiesta al governo che riaccende la polemica in città. Pidi all'attacco e cifre al ribasso, 550 e non 700 i presenti in struttura. Autista di Moma aggredito da un quarantenne alterato che cerca anche di rapinarlo della giacca. La violenza sulla linea che collega Treviso a Lovadina di Spresiano, aggressore bloccato. Ubriaco al volante del SUV con la patente ritirata da 2 anni, sperona le auto in sosta, aggredisce gli agenti di polizia. Trentenne moldavo arrestato a Treviso. Follia che i comuni paghino l'IVA al 22% per piantare nuovi alberi, una tassa sul benessere di tutti. È lo sfogo del vice sindaco e assessore all'ambiente di Treviso. Il governo abbassi la soglia. Sabato alle 10 a Porcellengo di Paesi Funerali di Marica Visentina, la cinquantenne travolta e uccisa venerdì a Trevignano sotto gli occhi della figlia. 2 gli indagati per omicidio stradale. Ladri in azione dopo la messa nella chiesa di Fontanellette, sparite le offerte, danneggiata la sagrestia, lo sdegno del parroco. Nello stesso giorno colpi in un'abitazione vicina. Regionai e Zaia sul terzo mandato non esclude sorprese dalla Corte Costituzionale, avvisa Fratelli d'Italia, l'elettorato va rispettato se la Lega dovesse correre da sola. I centristi di Azione pronti al dialogo. La Befana è arrivata al Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi grazie al nucleo paracadutisti Bellona di Montebelluna, regali veri per insegnare ai bambini ancora a giocare ed emozionarsi. Buonasera, ben ritrovati in diretta come sempre, questo è il telegiornale di Treviso. Partiamo questa sera con il sondaggio che vi propone la puntata di Ring, tutta dedicata alla politica regionale. La Lega deve correre da sola, il quesito che vi poniamo. Rispondete come sempre attraverso una telefonata, un sì con lo 0422 16 26 691, un no con lo 0422 16 26 690. L'esito del sondaggio in onda questa sera a partire dalle 21 con la nuova puntata di Ring. E partiamo con le dichiarazioni di Mario Conte riguardo alla caserma Serena, caserma da chiudere. Ha detto Conte ieri, una richiesta al governo che riaccende la polemica in città. Sentite che cosa ha detto l'opposizione. Chiederemo a gran voce al governo lo svuotamento e possibilmente anche la chiusura della caserma Serena. Nessun commento alle parole di Mario Conte, nessuna presa di posizione sulla volontà del sindaco di chiedere l'intervento del governo per chiudere l'ex caserma Serena e dunque sgomberare i migranti ospitati. Perentorio Gian Lorenzo Marinese, presidente di Nova Facility, società che gestisce la struttura. Un no comment che in realtà dice tutto. 550 e non 700, come invece annunciato dal primo cittadino, le persone che attualmente sono alle Serena, di cui 20 senza tetto presi in carico proprio su richiesta del comune. Dormivano alla piani e che sono stati sgomberati dalla sera alla mattina, quindi forse Conte, prima di parlare di come gestire e come svuotare la caserma Serena, dovrebbe pensare che la caserma Serena in questo momento gestisce e risolve molti problemi che non sono risolti dal comune di Treviso. Il problema dell'immigrazione è un problema gravissimo, molto difficile da risolvere, sono ormai decenni, il centrodestra non è mai riuscito a risolverlo e quindi di conseguenza vogliono nascondere la questione chiudendo la caserma. Beh, allora se chiudiamo la caserma dove mettiamo queste persone? Attacca l'opposizione, da sempre sostenitrice di politiche di immigrazione che prevedano l'accoglienza diffusa. A nulla, commentano dal Partito Democratico, servono gli appelli ai ministri per chiudere l'hub trevigiano. Appelli, dicono, destinati a cadere nel vuoto. È il ministro Salvini che ha favorito invece questi grandi caserme e sono i sindaci leghisti che da sempre si ostacolano tutti i processi di accoglienza diffusa. Quindi il sindaco Conte dovrebbe parlare di più con i suoi sindaci che si oppongono all'accoglienza diffusa. Allora, se vogliono chiudere le caserme, ritorna il nostro progetto, cioè quello dello SPRAR. Agire proponendo soluzioni concrete con politiche di integrazione che ad ora mancano e che, data la situazione internazionale, dalla Siria all'Ucraina al Medio Oriente, serve mettere in atto con urgenza. Si scordino che queste persone non arrivino, perché ci sono e non possiamo certo non farne nulla. Mi pare che l'Europa non risponda e la dimostrazione che quello che sta succedendo in Albania è praticamente soldi buttati via. Creare appunto delle soluzioni di accoglienza diffusa, che non è solo Treviso, ma facciamo un tavolo provinciale, facciamo un tavolo regionale, cioè ci sono tante realtà dove possono essere messe le persone e ricostruirsi anche una famiglia. Allora, se chiudono la caserma devono trovare una soluzione di accoglienza diffusa.
C'è stato un nuovo episodio di violenza a bordo di un autobus della linea MOM, è accaduto questa mattina, la linea è quella di Treviso-Lovadina, un 40enne italiano in stato di forte alterazione ha aggredito improvvisamente l'autista alla guida colpendolo al volto con schiaffi e pugni cercando di sottrargli anche la giacca appoggiata nei pressi del sedile di guida. La vittima, nonostante le ferite e lo shock, ha allertato i carabinieri che sono intervenuti bloccando l'aggressore ancora sull'autobus in forte stato di agitazione. I militari hanno accompagnato l'uomo presso l'ospedale di Treviso per essere sottoposto ad accertamenti sanitari. Intanto è stato denunciato. E poi c'è l'uomo, il 30enne moldavo che senza patente e ubriaco alla guida è stato arrestato dalla polizia a Treviso, ha speronato auto e danneggiato la segnaletica stradale. Con il suo SUV ubriaco alla guida speronava auto in sosta e danneggiava la segnaletica stradale, diventando anche un pericolo per automobilisti e pedoni. Arrestato un 30enne di origine moldava che sabato pomeriggio ha seminato il panico nella zona di Villaggio Eden a Treviso. A chiamare la polizia un passante allertato dai comportamenti dell'uomo. Sul posto è arrivata una volante e gli agenti sono riusciti a intercettare il SUV costringendo il conducente a fermarsi. A quel punto il 30enne ha tentato la fuga a piedi aggredendo con violenza gli uomini della polizia colpendoli con calci e pugni. L'uomo è stato fermato e arrestato. Dai controlli successivi è emerso inoltre che la patente gli fosse stata ritirata da 2 anni e per questo l'uomo è stato denunciato. Ora dovrà rispondere dei danni provocati alle auto. I poliziotti hanno infatti rintracciato tutti i veicoli danneggiati e i relativi proprietari per consentire loro di chiedere il rimborso per i danni subiti. Il paradosso, c'è l'IVA al 22% per la cura del verde pubblico, così il vice sindaco e assessore all'ambiente Alessandro Manera tuona contro il governo e il ministro Giorgetti. Sarà assurdo che un comune deve pagare l'imposta sul valore aggiunto, quindi tasse sul verde che è un beneficio pubblico di tutti. Il mittente è targato Lega, il destinatario pure, perché gli strali del vice sindaco e assessore all'ambiente di Treviso sono rivolti sia al governo, ma in particolare al ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti. Non c'è colore politico che tenga quando si guardi ai bilanci all'osso dei comuni, tanto più se a fare i conti è l'amministrazione votata Città Verde Europea 2025. Manera sa bene che uno dei punti cruciali di un programma sostenibile è moltiplicare il verde nelle zone urbane, ma c'è un problema chiamato IVA. Non è possibile che i comuni paghino il 22% di IVA sul verde, sulla manutenzione, perché se tu fai i conti, a me converrebbe dire piantiamo meno alberi così avremo meno costi i prossimi anni. Ma è possibile che un governo non dice l'IVA sulle piantumazioni in ambito pubblico non sia al 5% e non al 22%, perché il comune non detrae l'IVA, quindi è un 22% che ci portiamo in saccoccia e che buttiamo via. Una quantificazione che cifra alla mano è da capogiro. Su un valore che può avere il comune di Treviso di 4 milioni di euro di gestione del verde, il 22% è tanta roba. Estimiamolo in costi. Sarà 1 milione di euro. Uno sfogo in piena regola quello di Manera, che si fa portavoce anche delle altre amministrazioni, perché il pericolo dietro l'angolo è quello di dover rallentare, se non addirittura rinunciare a una buona fetta di sostenibilità ambientale. Cioè noi paghiamo lo Stato per depurare l'aria in ambito pubblico, ma lasciateceli, li usiamo per le manutenzioni del verde. Allora a quel punto a me converrebbe abbassare i costi del verde, quindi piantare meno alberi, per pagare meno IVA, per avere meno costi. Ma capite che non ha senso? Questa cosa non ha senso. Ecco, le politiche ambientali devono partire da politiche anche economiche dei governi, qualunque esso siano, per dire i comuni che investono sul verde sono dei comuni da premiare. Come? Non datemi soldi, ma cercate di non chiedermi neppure. Sono stati fissati i funerali di Marica Visentina, la 49enne di paese morta venerdì a Trevignano travolta da un furgone mentre soccorreva la madre rimasta in panne con l'automobile. Saranno celebrati sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Porcellengo. Il feretro partirà dalle 9:30 dall'ospedale di Montebelluna. Il rosario sarà invece recitato sempre in chiesa venerdì sera alle 19:30. Ad accompagnare la foto della donna sulla cui morte è stata aperta un'inchiesta con 2 indagati, le parole della scrittrice Carolina Turroni, dedicate alla figlia di fronte alla quale si è consumata la tragedia. Sarà con te in ogni gesto, nel muoversi delle foglie, nel frusciare di un gatto nel giardino o nelle orme di un pettirosso sulla neve, come solo l'eterna presenza di una madre può. Si legge nell'epigrafe. Siamo all'incidente che coinvolse la ciclista Alice Tonioli, era il 14 agosto scorso, Vittorio Veneto, incidente che le procurò lesioni particolarmente gravi. Secondo la perizia disposta dalla procura,
Il manufatto in muratura che ha urtato la giovane avrebbe dovuto essere protetto in modo idoneo. Nell'incidente l'atleta inquadrata nella formazione femminile della Fassa Bortolo aveva perso il controllo della bici in coincidenza con un restringimento della carreggiata e aveva battuto violentemente il capo contro una spalletta del ponte. Per il fatto risultano indagati per lesioni personali gravissime 3 organizzatori della gara. Morto a 20 anni per un infarto mentre viaggiava in A4, siamo nel tratto tra Cessalto e San Donà con la famiglia. È successo nelle prime ore del mattino di domenica. La vittima è il triestino Luca Parodi, giocatore del basket della squadra dei Bezinga. Luca aveva una maniera del tutto particolare di vivere il basket, la vita e il gruppo, una maniera molto simpatica, divertente, giocosa. La sua battuta, il suo motto, oserei dire, che usava spesso con noi, anche con gli altri gruppi di cui faceva parte, che bello essere qui. Questo esemplifica un po' la sua maniera di vivere e quello che poi ci ha donato e che ci resterà. La comunità del Baskin e della Trieste sportiva tutta è in lutto per la morte di Luca Parodi, 20enne triestino colto da un infarto mentre viaggiava in macchina sull'autostrada 4 con mamma, papà e il fratello di 17 anni. A ricordarlo con affetto, mettendo in luce la positività d'animo del ragazzo nonostante gli ostacoli che la vita gli aveva messo di fronte, è Giulio Pituzzi, responsabile della compagine triestina del Bazinga Baskin, la disciplina cestistica che vede giocatori normodotati e con disabilità giocare assieme. Uno sport e una comunità in cui il giovane aveva trovato soddisfazione e una grande comunità di amici e divertimento. La tragedia si è consumata nel tratto di strada tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste, dove la famiglia stava rientrando. Luca si è sentito male e il padre si è fermato subito lungo la corsia d'emergenza allertando i soccorsi. Il 20enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di San Donà, ma è morto poco dopo il ricovero. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale. Per la famiglia e i tanti che hanno condiviso momenti di gioia con lui, un dolore profondo e indefinibile a parole. È del tutto inaspettata e non possiamo far altro che abbracciare caldamente tutta la famiglia, gli amici, tutti quelli che l'hanno conosciuto e che l'hanno apprezzato in questi anni. Ladri in chiesa, siamo a Fontanellette, hanno rubato le offerte nelle cassettine e quelle dei fedeli custodite nella sacrestia. Lo shock di una comunità, la chiesa da sempre aperta, ora è chiusa per sistemare i danni. Appena finita la messa, alla mezza, dalle 11:30 all'1. Nel giorno del Signore, nella casa del Signore. Poco dopo la messa, i ladri hanno approfittato della fine della liturgia della domenica, quella delle 10, per entrare nella chiesa di Fontanellette e scassinare tutte e 3 le cassettine delle offerte. Non contenti, si sono introdotti in sacrestia, forzando la porta fino a spaccare lo stipite, per rubare anche le offerte raccolte dai fedeli durante la messa. Erano sicuramente preparati. Appena tutta la gente è uscita, loro sono stati pronti e sono entrati. Una comunità sotto shock, quella di Fontanellette, cui lo stesso Donezio, parroco, il primo a scoprire l'accaduto, ha dato il triste annuncio durante la celebrazione dell'Epifania. Una chiesa sempre aperta, così come voluto proprio da lui, una volta insediato a Fontanelle, ed ora chiusa perché servirà tempo per sistemare il danno causato dai ladri. Com'è l'umore dei parrocchiani? È triste sta roba, è brutta. È brutta perché tutti avevano piacere di passare, vedere aperto, andare dentro, mettere un cero, fare qualcosa, invece. Ecco lei che apre e chiude la chiesa, raccontare e portarci sulle tracce dei ladri. 2 cassettine manomesse, una razziata e il lucchetto lasciato lì. Non sono abituati i parrocchiani a vedere la loro chiesa chiusa. Si stanno tristemente abituando ai ladri. Un anno fa hanno colpito in una casa qui nelle vicinanze e poi in una di queste a Schiera mentre un ragazzino all'interno stava facendo i compiti. Magro il bottino, circa 200 euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Secondo indiscrezioni, i ladri sempre domenica avrebbero colpito anche in una casa a poche centinaia di metri dalla chiesa, all'altezza della rotonda. Potrebbe trattarsi degli stessi ladri.
I ladri hanno colpito diverse volte anche di recente nel comune di Fontanelle. Ricorderete anche l'episodio del 17 novembre scorso. C'è un progetto per l'installazione di nuove telecamere, ma non ci sono i soldi perché paradossalmente a Fontanelle non c'è abbastanza criminalità. Sentite cosa ci dice il sindaco. Un progetto con il quale abbiamo partecipato ad un bando uscito dal Ministero lo scorso anno, ma che non ci ha visti ovviamente aggiudicatari, in quanto uno dei criteri per poter portare a casa questi contributi è quello di avere un alto tasso di criminalità. Fortunatamente da quel punto di vista devo dire non rientriamo con questo criterio e come tale siamo stati penalizzati. Un progetto che supera i 200.000 euro prevede l'installazione di diverse telecamere di lettori targa system in ingresso e in uscita nel comune. Il paradosso vuole che non abbia portato a casa i fondi perché Fontanelle non ha un tasso di criminalità abbastanza elevato. Telecamere come quelle che i residenti di via Ungaresca avrebbero chiesto. Sarebbe proprio indispensabile poter avere nel territorio qualche telecamera, qualche sorveglianza, proprio per rassicurare anche di più noi cittadini stessi. Era il 17 novembre scorso quando 2 malviventi sono entrati in un'abitazione a Fontanelle, malmenando i 2 residenti con un portagioie in legno. Gli aggressori non sono ancora stati rintracciati. Fontanelle non vuole cedere alla paura e si schiera con Don Ezio Giovanni Segati, il parroco che ha scelto fin dal suo arrivo di tenere aperte tutte e 4 le chiese fino a sera. Questo è il messaggio del sindaco. Si cerca manodopera ovunque, quindi dico anche queste persone che rischiano continuamente la loro vita, rischiano la loro incolumità per poi pochi soldi, perché ormai nelle case, nelle chiese nessuno tiene più grandi patrimoni, grandi soldi, grandi quantità di soldi, quindi dico è meglio forse un lavoro onesto e rischiare meno la vita, ecco, quindi speriamo insomma che si vada più verso questa filosofia e quindi ci sentiamo liberi di tenere le porte di casa e delle nostre strutture, delle nostre chiese comprese, aperte. Siamo alla politica, alle elezioni regionali. Il presidente Zaia sul terzo mandato non esclude sorprese dalla Corte Costituzionale e avvisa gli alleati del centrodestra. No a candidati a tavolino, l'elettorato va rispettato. Se la Lega dovesse correre da sola con Mario Conte, Azione di Calenda è pronta al dialogo. Ci deve essere sempre, come si può dire, una forma di consenso popolare preventivo. Cioè se venisse qua qualcuno a imporci un candidato che magari non è neanche, come si può dire, particolarmente gradito, è inevitabile che i veneti dicano cosa sta succedendo. Le aspettative di leadership in Veneto, prima di Forza Italia, ora di Fratelli d'Italia, sono legittime, ma quella di presidente di regione è una carica elettiva ed è bene ricordarlo. Suona come un avviso agli alleati la replica di Luca Zaia al ministro Luca Ciriani, che senza giri di parole ha sostenuto che spetta al partito di Giorgia Meloni, il candidato governatore in Veneto, bocciando terzo mandato e rinvio delle elezioni alla primavera del 2026. È ovvio che il candidato dovrà uscire da una decisione, dal tavolo della politica, quello che sarà, però un minimo di precondivisione con il popolo veneto ci vuole, perché i veneti non sono mai stati abituati a farsi calare dall'alto i candidati e quindi penso che questo sia fondamentale, avere quantomeno un minimo di rispetto anche nei confronti della popolazione, che è doveroso come rispetto. Medesimo concetto, ma espresso con toni molto più spicci dal capogruppo di Lega e Lista Zaia in regione, Alberto Villanova. C'è ancora a Roma chi crede di fare del Veneto terra di conquista. Voglio rassicurarli, il Veneto non sarà mai terra di conquista. La Lega vuole un proprio candidato presidente, ma non abbandona l'idea che sia Zaia a ripresentarsi, sebbene giovedì nel primo Consiglio dei Ministri dell'anno all'ordine del giorno del governo ci sia l'impugnazione della legge regionale con cui la Campania autorizza il terzo mandato per Vincenzo De Luca, atto che per Zaia non sarebbe comunque definitivo. Penso che non sia una pietra tombale, perché se il governo impugna, ed è legittimamente da comprendere se impugna, noi dovremo capire la Corte Costituzionale cosa dice. Magari la Corte Costituzionale apre un vaso di Pandora sul tema del blocco dei mandati, sulla costituzionalità o meno. Però detto questo, io non è che perdo sonni. Correre da soli potrebbe d'altro canto essere molto rischioso per la Lega, anche con un candidato forte come il sindaco di Treviso, Mario Conte. Il Carroccio potrebbe cercare sostegno al di fuori della coalizione di centrodestra. Nicolò Rocco, presidente regionale di Azione, fa sapere che il partito di Carlo Calenda sarebbe pronto al dialogo. Noi siamo assolutamente una forza con cui dialogare.
ma ovviamente in questo momento non ci inseriamo nelle diatribe di altre coalizioni. Stimiamo assolutamente Mario Conte, come abbiamo lavorato in alcune città siamo col centro-sinistra, come in alcune regioni siamo col centro-destra, per cui noi teniamo aperte tutte le strade, ma la nostra stella polare sarà assolutamente il programma. La pagina economica con i dati di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana sulla ricaduta della crisi tedesca sull'export manifatturiero. 267 milioni di euro persi con un calo del 2,3% rispetto al 2023. Sono i numeri dell'export manifatturiero della marca trevigiana che paga la crisi di molti mercati dell'Unione Europea, dove si calcola una perdita di fatturato del 4,3%. Le nostre imprese hanno subito e subiscono tuttora la questione che gira intorno alla Germania e ovviamente all'Ucraina. Se i tradizionali mercati che guardavano i prodotti made in Treviso sono oggi in difficoltà, vedi l'automotive, con la crisi della Germania, il 63% del calo dell'export si deve infatti alla crisi dell'economia tedesca. Le imprese della marca, seppur di piccole e medie dimensioni, negli ultimi anni hanno investito in digitalizzazione e tecnologie, rendendo i propri prodotti appetibili anche per quelle economie in costante crescita, dalla Cina alla Turchia agli Emirati Arabi. Tutta l'area dei Balcani, ad esempio, è un'area che si sta sviluppando come richieste e come domanda, e quindi le nostre imprese sono pronte e rispondono. Siamo dentro il Mediterraneo e quindi siamo un territorio molto interessante per tutti i paesi dell'area est, soprattutto quelli che fronteggiano il Mediterraneo. Un'ennesima prova per le aziende trevigiane che chiedono un accompagnamento in questa delicata fase. C'è bisogno di una politica economica e quindi una politica che riguarda il commercio, che riguarda le produzioni, che guida in qualche modo questo cambiamento. Deve essere presente e non subirlo, quindi non rispondere dopo, ma cercando di accompagnare le imprese. Il Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi al Sant'Artemio, la Befana è arrivata grazie al nucleo paracadutisti Bellona di Montebelluna, regali veri per insegnare ancora ai bambini ad emozionarsi e un messaggio alla politica perché non perda di vista queste realtà. Buongiorno! Guardate, con la piantina, perché lei si era persa, perciò aveva la piantina di Treviso, però non riusciva a trovare la provincia perché era chiuso e ha chiesto l'aiuto ai paracadutisti. Allora sentite la letterina che scrive la Befana. Per i bambini del Banco Solidale della sede della provincia di Treviso. Potrebbe sembrare l'inizio di una favola. La Befana, accompagnata dai paracadutisti che atterra a Treviso, cerca un posto dove lasciare i suoi doni e trova il banco alimentare di Sant'Artemio. Invece è la realtà. Il gesto del nucleo paracadutisti Bellona di Montebelluna è lei, Mirella Tuzzato, presidente dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che con l'aiuto dei volontari prepara i giochi per consegnarli ai bambini. Questo anno sono arrivata io con il paracadute, accompagnata dall'associazione paracadutisti. Io penso che non abbiamo veramente mai avuto una Befana così, anche mi emoziono. Bambini che hanno meno o spesso non hanno nulla, che al banco alimentare del mercoledì troveranno un dono. Quei problemi attuali che ci sono anche di questi giovani, penso che la Befana e con Babbo Natale stiano facendo anche questo, perché hanno bisogno di punti di riferimento e penso che sognare ed emozionarli fin da piccoli sia una cosa bellissima. Doni come giocattoli, come cibo, vestiti, coperte per i più grandi o come i panettoni che l'amministrazione comunale di Spresiano ha fatto avere. Devo continuare a dire grazie al sindaco Marco Della Pietra con gli ambassadori Dupin che hanno portato 130 panettoni, perché nessuno aveva portato un panettone a parte le famiglie o le persone. Doni che il banco è pronto ad accogliere e distribuire, l'unico nella Marca, l'unico in Italia aperto dentro ad un ente pubblico, un posto speciale che merita per questo di essere raccontato. Abbiamo abbigliamento, facciamo fatica a donare cibo, pasta, latte, quello ce lo compriamo, confessa Mirella Tuzzato, emozionata come non mai nel leggere la letterina della Befana ai bambini. Cari bambini, grandi doni per voi tutti, perché lo meritate. Bravi, bravi e bravi. Un grande abbraccio dalla vostra Befana.
Materiale didattico donato dalla società ciclistica San Lazzaro Goppione ai bambini della scuola di Santi Angeli a Giavera del Montello, chiusa dal 2022. È con grande piacere che la SC San Lazzaro Goppion Caffè partecipa a questo incontro con voi, poiché vede mantenuta una promessa a suo tempo fatta. Poter in qualche modo aiutare bambini e genitori della scuola elementare e dell'infanzia di Santi Angeli per i disagi dovuti alla sua chiusura. Nel 2022 la scuola dell'infanzia e primaria di Santi Angeli di Giavera del Montello viene chiusa per problemi strutturali. I suoi piccoli alunni continuano le lezioni nella biblioteca comunale. Ma per i bambini, come per le maestre, il sogno di tornare a studiare nell'istituto all'ombra della chiesa non si è mai spento. Una storia, la loro, di cui sono venuti a conoscenza anche gli atleti della società ciclistica San Lazzaro durante i loro allenamenti sulle strade del Montello. Passando per queste strade continuamente abbiamo notato dei cartelli che indicavano le problematiche di questa scuola, ne abbiamo parlato in consiglio con i nostri consiglieri che poi abbiamo girato la domanda anche ai nostri soci che hanno aderito tantissimo all'iniziativa. Grazie al coinvolgimento dei soci, ai bambini della scuola sono stati consegnati pennarelli, quaderni, penne, materiale didattico per 600 euro. L'obiettivo della società San Lazzaro è di continuare magari con la collaborazione di altre realtà ciclistiche. Ci auguriamo che in futuro anche altre società ciclistiche del Trevigiano si uniscano a noi in analoghe iniziative di solidarietà qualora ce ne fosse bisogno. Attenzione, c'è un incidente accorso davvero da pochissimo, siamo nel tratto maledetto tra Cessalto e San Donà, questa volta la direzione è Torino A4, Torino-Trieste, quindi direzione Torino, un incidente che sta iniziando a causare le prime lunghe code proprio per chi si dirige verso quella direzione, dunque attenzione. Siamo ora alla pagina di Belluno e provincia. Continua la gara solidale per la famiglia che ha perso ogni cosa nel devastante incendio di Voltago a Gordino. Andiamo a vedere. È una commovente gara di solidarietà, quella che si è innescata dopo l'incendio divampato a Vic di Frassenè nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Un incendio che ha lasciato senza casa, come ci disse preoccupato il sindaco, una famiglia di residenti. Abbiamo una situazione allo stato attuale che questa abitazione ci sono insomma una famiglia di 4 persone con 2 minori. Ci tengo anche a dare un messaggio di vicinanza alle persone che qui si sono ritrovate con la casa distrutta. L'amministrazione cercherà di dare una mano per quanto possibile. Per la famiglia dei residenti ho già sentito insomma che la comunità si è attivata, difatti per me è un piacere amministrare una comunità così attiva e anche che nel momento del bisogno collabora sempre, e ci sono già 3 famiglie che hanno offerto disponibilità oppure un appartamento dove possono andare lì a vivere da soli. Come comune non abbiamo delle strutture e quindi io ringrazio anche questi cittadini che hanno dato la loro disponibilità per aiutare questa famiglia che ne ha bisogno. La famiglia di cui parla il sindaco ha perso tutto e così nelle ore immediatamente successive al disastro il comune con la parrocchia di San Nicolò in Frassenè a Gordino, che ha messo a disposizione il proprio conto corrente, hanno attivato una meritoria raccolta fondi. Dopo il duro lavoro, insomma, incessante sforzi da parte di tutti i soccorritori intervenuti, la situazione in sicurezza è stata fatta anche la bonifica dell'area. Voglio sensibilizzare anche con questo video, insomma, le persone a voler dare il proprio contributo economico per questa causa. Il comune di Voltago, assieme alla parrocchia di San Nicolò di Frassenè, che è rappresentata da Don Fabiano del Favero, e tutte le associazioni del comune di Voltago, hanno promosso una raccolta fondi per poter destinare queste risorse a queste famiglie che hanno riscontrato dei danni da questo incendio. Voglio essere vicino specialmente a quella famiglia che è sempre lì, è residente 365 giorni all'anno, anche perché ha 2 bambini che hanno bisogno di ritornare a scuola, hanno bisogno presto di ritornare alla normalità, e quindi queste risorse che verranno raccolte verranno destinati per l'acquisto di beni di prima necessità. Per chi volesse dare il proprio contributo, i dettagli sono stati pubblicati nel sito di Parrocchie del Poi e della Diocesi. Tanti soccorsi durante il weekend in montagna, anche soccorsi complicati, elicotteri in difficoltà per raggiungere gli infortunati, in particolare difficili gli interventi per salvare 3 giovani, di cui uno trevigiano, uno veronese e uno della provincia di Pordenone.
Intervento impegnativo per il recupero di 3 escursionisti finiti in un ripido canale, oltre 200 metri sotto la cresta del Monte Pianina, dove si snoda l'itinerario dell'Alta Via numero 7. La centrale del 118 è stata attivata da uno di loro, che, probabilmente in stato confusionale, diceva di essere scivolato nella zona di Cimavacche, dando indicazioni diverse rispetto alla loro reale posizione. Falco 2 è comunque riuscito a individuare nello stretto e ripido canale tra il Monte Pianina e il Sestier. Con un verricello di 60 metri è stato raggiunto il ragazzo che si trovava più in basso, un ventenne di Pordenone. Problemi sono sorti durante il secondo recupero a causa di un grande telo di plastica che si alzava pericolosamente durante i tentativi di avvicinamento. Sono quindi intervenuti una squadra di soccorritori della stazione dell'Alpago, l'eleambulanza di Pieve di Cadore, l'elicottero di Trento, finché il ragazzo bloccato in alto nel canale è riuscito ad afferrare il telo e a ripiegarlo. I 2 giovani, un ventenne di Pieve di Soligo e un 19enne di Cologna Veneta, sono infine stati recuperati dal tecnico di elisoccorso trentino e trasportati proprio al Santa Chiara di Trento. Il primo giovane invece, sempre con sospetti traumi, è stato ricoverato al San Martino di Belluno. A Canale d'Agro, invece, dopo essere scivolato riportando alcune escoriazioni nel tentativo di raggiungere il rifugio Rosetta, un 21enne di Schio ha contattato la centrale del 118 chiedendo aiuto. Il ragazzo è stato velocemente individuato anche grazie ai suoi segnali di luce. Il tecnico di elisoccorso lo ha assicurato a sé e il giovane è stato trasportato all'ospedale di Agordo. Buon successo per la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in Piazza dei Martiri all'interno del villaggio di Natale. Inizialmente destinata ad essere smontata il 6 gennaio, società organizzatrice e comune hanno deciso di prorogarne la presenza almeno per tutto il mese di gennaio, con la possibilità che possa esserci un'ulteriore proroga anche per febbraio. Successo che ha riacceso il tema dell'impianto permanente che c'era fino al 2002, poi trasformato in Spes Arena. Da allora Belluno, che è pur sempre la capitale delle Dolomiti, si pattina solo nel periodo di Natale, quando viene allestita la pista temporanea, ma nell'autunno 2023 è nata l'associazione Pro Ghiaccio Belluno, che mira a riportare un palaghiaccio proprio nel capoluogo. È bellunese la foto scattata dalla NASA come Astronomy Picture of the Day per spiegare i fenomeni dell'aurora boreale della SAR o arco aurorale rosso stabile. Si tratta di una foto di Alessandra Masi scattata a Pieve di Cadore il 1° di gennaio, pochi giorni prima del massimo avvicinamento della Terra al Sole. La foto è stata usata per far comprendere quelli che vengono definiti come the true red sky glows, i 2 cieli rossi. Dunque la foto è di Alessandra Masi ed è stata scattata a Pieve di Cadore. E c'è lo spettacolo per tutti i residenti, ma anche evidentemente turisti di tutte le età. In Marmolada hanno festeggiato insieme alla montagna l'Epifania e la Befana. Serata di grandi suggestioni e tradizioni in Marmolada per la Befana. A organizzarla la società che gestisce gli impianti di risalita e i volontari del soccorso alpino della Val Pettorina. Questa non mi ricordo se è tipo la 7ª o 8ª edizione, però è sempre veramente una soddisfazione enorme vedere tutti sti bambini strafelici di vedere la Befana che ho qua al mio fianco. Calandosi lungo il primo troncone della funivia, la Befana è arrivata nel piazzale di Malgacciapella per portare doni e dolciumi ai più piccoli. Sicuramente poter organizzare questo evento della calata della Befana qui a Malgacciapella e farla calare dalla Marmolada, che poi è la regina delle Dolomiti, è qualcosa sempre di bello e di emozionante. Noi ci siamo prestati subito dopo Vaia a realizzare questo evento, perché una volta era stato organizzato nei serrai, poi con Vaia i serrai sappiamo tutti che purtroppo non erano più accessibili, e quindi c'è stata questa richiesta di portarlo qui in Marmolada e noi siamo stati ben felici di collaborare con le associazioni locali che sono veramente il cuore pulsante di queste vallate. L'appuntamento, con il patrocinio del comune di Roccapietre, ha visto l'intera area al cospetto della regina delle Dolomiti illuminata con le torce. È veramente una delle manifestazioni più belle del periodo invernale. Come dimostra l'affluenza questa sera, una bellissima manifestazione ben organizzata, una festa che racchiude e unisce non solo l'aspetto turistico ma anche l'aspetto di ringraziamento al volontariato e di tutta la
comunità di Rocca Pietore. Un momento spettacolare, quindi ha fatto seguito uno conviviale grazie alla collaborazione del Consorzio Operatori Turistici Marmolada e del gruppo ANA di Rocca Pietore, con la presenza di associazioni importanti del territorio come i Pompieri Volontari di Caprile e i Volontari Ambulanza di Rocca Pietore. Per la rubrica Il tuo presepe vi facciamo vedere le creazioni di Antonia e Lugino da Selva del Montello, Davide Favero di Cairano San Marco, Eva e Rebecca Silvestrina di Asolo e la famiglia De Carli di Mogliano Veneto. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.